Parto con una live direttamente. Sono molto ispirato perché ho ricevuto un commento via YouTube questi giorni ed è un commento molto ricorrente che vedo spesso e sento spesso nel canale e penso che possa aiutare chiunque mi segua che soffre di dolori persistenti, quindi è importante quello che ho da dire riguardo a questo commento. Seconda cosa, volevo parlare dell'ipnosi, di come in realtà molte persone sono spaventate da questa parola ipnosi, senza sapere che in realtà siamo completamente ipnotizzati quasi 24 ore su 24, che tu lo sappia o no. Siamo veramente programmati e ci hanno programmato a pensare in un certo modo e quindi quando noi andiamo ad aver paura attraverso o dell'ipnosi o della parola ipnosi è perché sembra che qualcuno ti controlli inconsapevolmente. In realtà hai il pieno di controllo sempre delle tue capacità, del tuo corpo. Quindi io diciamo seguo i miei pazienti a volte con delle pratiche ipnotiche, autoipnosi, perché ogni ipnosi è autoipnosi. Le ipnosi probabilmente che ti fanno paura o vi fanno paura sono quelle che notate quando venivano fatte in TV, Giucas Casellas, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, non so se le fa ancora in TV. Quelle sono ipnosi da stage, quindi da TV. Sono totalmente diverse dalle ipnosi terapeutiche che vengono fatte in terapia, grazie al appunto il potere della suggestione, quindi parlare attraverso le suggestioni, le ipnotiche, che non sono altro che in realtà affermazioni nel mentre che tu sei in uno stato di trance o comunque di rilassamento che vanno a comunicare con il tuo inconscio, il tuo subconscio. Cambiando questo subconscio vai poi a cambiare i tuoi comportamenti e molto probabilmente cambiando i tuoi comportamenti cambia anche i risultati dei tuoi pensieri. Cambiando i risultati dei tuoi pensieri cambi il risultato dei tuoi sintomi. Questo è quello che succede nelle problematiche psicosomatiche, dolori molto intensi a tutto il corpo. Possono essere ovunque. Quindi questo topic dell'ipnosi entro tra un attimo. Invece la prima cosa che volevo dire riguardo a quel commento di cui ti parlavo prima. Innanzitutto spero che mi sentite bene perché l'altra volta, qualche giorno fa, ho fatto un'altra live e l'audio veniva scollegato dal video leggermente, era uno in ritardo rispetto al video. Ad ogni modo, spero ragazzi, scrivetemi solo se mi sentite male o c'è qualcosa che non va nei commenti. Vi leggo questo commento che mi è stato dato da Freedom4142 tempo fa. Non è il primo. Mi dice: buongiorno dottore, ho fatto 2 risonanze magnetiche ATM, quindi nella zona della mandibola, scarsissima mobilità, questo è il referto, scarsissima mobilità dei condili mandibolari, più rachide cervicale appianata, la fisiologica lordosi. Da 8 mesi tensione e rigidità, dolore testa, fronte, viso, mandibola, collo, gola. Devo fare un bite? Mi chiede. Devo fare fisioterapia? Mi chiede. Oppure, come dice in questo video, le proposte della medicina attuale non servono nel mio caso. Grazie. Allora, innanzitutto grazie per il commento, grazie per insomma, la fiducia nel rivolgere un commento del genere. Io vi ripeto ragazzi, non faccio diagnosi online, non conosco la vostra storia medica, non conosco il vostro passato, da semplicemente 4 righe su YouTube dirvi qualcosa, uno, non mi prendo la responsabilità e 2, posso darvi solo dei suggerimenti e non sono diagnosi, non sono nulla di tutto ciò, di quello che vi direbbe un fisiatra, un fisioterapista, qualora dovesse andare insomma, nel suo studio. Uno, i terapisti non fanno diagnosi, le diagnosi le fanno i medici e quelle nomenclature benedette che vi dicono questa è
una cervicale tensiva, non lo dice il fisioterapista, non lo dice il terapista, lo dice il medico. Quindi non faccio diagnosi. Dato da questo problema che ha questa signora o signore, ATM, scarsissima mobilità dei condili, immagino che questo commento è stato fatto da già un referto che questa persona ha ricevuto. Vi faccio capire che in questo commento non si sta parlando minimamente dei fattori psicologici e sociali. Quello che abbiamo sentito, lo ripeto, scarsissima mobilità dei condili mandibolari, rachide cervicale, fisiologica lordosi, mi dice che ha problemi da 8 mesi, quindi questo è un problema cronico, mi dice che ha tensione di rigidità, dolore testa, fronte, viso, mandibola, collo, gola, sintomi fisici. E mi chiede, devo fare un bite? Devo fare fisioterapia? Ma io come faccio a sapere, da tutto ciò che mi dici, non sapendo i tuoi fattori fisiologici e sociali, a risponderti a un qualcosa del genere? Ho fatto più di 400 video veramente per dare la possibilità alle persone di essere autocritici e di non essere continuamente ipnotizzati dal sistema medico che ti dice che c'è sempre qualcosa che non va nel corpo. Ora, se ci sono 8 mesi di problemi, molto probabilmente, questa è una mia speculazione, probabilmente ci sono dei fattori sociali e psicologici a tutto ciò. C'è dell'ansia, ci sono delle problematiche energetiche all'interno di questo corpo. Da dove arrivano? Arrivano quasi sempre dai fattori sociali e psicologici. È vero, ci possono essere dei sbilanciamenti magari al sistema immunitario, piuttosto che possono esserci dei sbilanciamenti a livello di altri rami insomma, del corpo, però quello che succede nella maggior parte dei casi è che c'è un grosso stress non causato solo da 8 mesi di sintomi, ma probabilmente da molto prima. Quindi se tu i tuoi sintomi Freedom 4.1, 4.2 sono da 8 mesi, fatti un attimo mente locale su dove sono partiti, sei andato probabilmente da fisiatra, fisioterapista, neurologo, ti hanno dato una diagnosi, semplicemente ti hanno detto cosa c'è nel corpo, ma non ti hanno dato una diagnosi dal punto di vista olistico. Questo è molto difficile trovarla a livello medico convenzionale perché il medico convenzionale, diciamo, la medicina convenzionale è veramente un fallimento a livello cronico. Non voglio dire che è un fallimento in generale, perché se io ho delle infezioni, delle urgenze, vado al pronto soccorso, se ho un incidente, mi fratturo un osso, vado al pronto soccorso. La medicina convenzionale ci salva la vita in certi casi e bisogna usarla. Ma quando parliamo di problematiche croniche, bisogna capire che queste diagnosi che vi fanno, ve le fanno dal punto di vista biologico, fisiologico, come se fossimo delle macchine. Quello che manca, l'80% del problema, è l'aspetto psicologico e sociale. Quindi andate da un terapista, uno che abbia studiato questo aspetto psicologico e sociale, legato al sintomo fisico, quindi questa è medicina psicosomatica. Finalmente negli ultimi anni sono in tanti che ne parlano, non sono solo io, quindi questa risposta che posso dare a questa persona è dire: devi fare fisioterapia? Probabilmente no, se è quella convenzionale che tu pensi. Devi fare il bite? Probabilmente no. Oppure, come dice in questo video, le proposte della medicina attuale non servono nel mio caso? Probabilmente hai ragione qui. Le medicine convenzionali nel tuo caso probabilmente non servono. Dico probabilmente perché non conosco questa persona, non mi chiedete diagnosi online, non mi scrivete delle mail chiedendo secondo te che cos'è, perché non posso saperlo attraverso 2 righe. Vi posso dire i numeri, le statistiche di tutti i pazienti che ho seguito, di tutti i sintomi che ho seguito negli ultimi 5-6 anni e vi posso dire che la maggior parte, 80-90%, avevano fattori psicologici e sociali da prendere in considerazione e lavorare su quelle problematiche, su quelle radici. Pensate a un albero, che poi alla fine è il logo di Veneziano Therapy. Avete un albero con le foglie, i rami, c'è il tronco, ci sono le radici sotto. Le foglie e i rami sono i vostri sintomi. Il tronco
e le radici sono le vostre radici dei sintomi, questi fattori psicologici e sociali. Tutti i problemi psicosomatici, che poi voglio anche per puntualizzare ragazzi, quando dico psicosomatici era solo per farvi capire la connessione, perché non c'è una diagnosi che ti dicono, il medico ti dice ah questo è un problema psicosomatico, lo scrivono, probabilmente tra 5 e 10 anni lo faranno, spero di sì, perché siamo veramente ridicoli in questo momento dal punto di vista della medicina convenzionale. Quello che vi posso dire è qua è un problema cronico, qui non vedo problematiche strutturali che vanno a spiegare questo problema. Ora, la signora o il signore ha detto che c'era scarsa mobilità nei condili mandibolari, ma ovviamente se c'è tensione, il corpo va in tensione causato da fattori psicologici e sociali, l'amigdala si accende, casca a cascata dà un messaggio a tutto il corpo che siamo in una situazione di repressione, siamo in una situazione di paura, che tu lo sappia o no, inconscia o no, ok? E va a contrarre, ovviamente la mobilità dei condili è diversa. Rachide cervicale appianata, ovviamente ci potrebbe essere un tiraggio di questa cervicale che va a appianare la cervicale. Ma cosa facciamo? Andiamo dal meccanico e gli chiediamo me la stiri un po' sta cervicale, me la fai ammorbidire? Mi sembra strano, no? Che vai dal fisioterapista e te lo faccia. O magari il fisioterapista lo può fare insieme a una terapia più, diciamo, educativa, che poi quella è sempre fisioterapia. Ve lo voglio dire, nel 2025 il fisioterapista che si occupa di problematiche croniche quasi mai tocca il corpo del paziente. E tu pensi, ah ma io ho speso 50-100 euro, non mi ha neanche toccato. Grazie. È perché l'aspetto psicologico e sociale è più importante dell'aspetto fisico. Questo è un contenitore, ragazzi, eh, non è tutto lì, cioè non è tutto lì quello che vedi, è quello che non vedi. Ok, Freedom, infatti, qui chi mi ha scritto il commento, infatti, mi sta rispondendo. Prima di stare male ho fatto palestra e subito dopo sono usciti tutti i sintomi. Ecco, i referti ATM cervicale, visto due neatologi, uno mi dice bite sì, l'altro bite no. Ok, chi ti ha detto bite no probabilmente è onesto, chi ti ha detto bite sì manda un po' il suo, insomma. Guarda, non voglio prendermi la responsabilità, Freedom. Cioè, secondo me è importante che tu capisca a chi stai chiedendo questa domanda e molto probabilmente la stai chiedendo a me, quindi un terapista psicosomatico, ti posso dire che l'aspetto fisiologico, fisico, c'entra fino a un certo punto. Se stai soffrendo da 8 mesi, probabilmente c'è qualcos'altro che sta all'interno che non sta funzionando, dal punto di vista energetico anche. Quindi l'ultima ruota del carro è il nostro corpo, ci sta comunque a fare un check che non ci siano problematiche gravi, da quello che mi dici non vedo nessuna problematica grave. Quelle cose che mi hai detto sono problematiche o abnormalità normali di ogni persona, anche se non avevi dolore. Quindi quello che ti invito a fare diciamo, un tuffo in quella consapevolezza del dove arriva il problema psicologico e sociale e a quel punto attraverso la lettura delle informazioni o del mio libro del dottor Sarno o vedendo insomma, i miei video che sono poi gratis per tutti riesci a capire come lavorarci dentro. Ci sono comunque pratiche come la meditazione, e ne vedi tantissime nel mio canale, oppure prendi il corso insomma di Neurobalance dove hai tutto un po' schematizzato a passi su cosa puoi fare. Questo posso dirti, sto facendo fisioterapia ma dopo 2 mesi ancora non vedo miglioramenti. Ragazzi, 2 mesi stiamo facendo fisioterapia sull'aspetto fisico, immagino, ma l'aspetto fisiologico e sociale nuovamente non viene toccato nella maggior parte dei fisioterapisti. Questo è un problema molto grande perché perdi molto tempo. Forse quello che ti consiglio di fare è veramente vedere altri miei video che vado deep dentro diciamo, l'aspetto psicologico e sociale e già solo questo ti dà una mano, ok? Ciao Patrizia Mattiello, grazie a te. Se avete domande ragazzi scrivetemele qui. Quindi questa è la prima cosa che volevo dirvi.
Byte, Physio, in questi casi non servono, mio parere personale, considerando che non conosco tutta la storia medica e sociale, medica psicologica della persona che mi ha fatto la domanda. Seconda, ipnosi. C'è stata una persona che ho seguito tempo fa, giusto per una o due sessioni, tempo fa offrivo, diciamo, la possibilità di conoscere la persona prima di farla entrare nel percorso, diciamo, premium lungo, io con me e la psicoterapista. Abbiamo fatto due sessioni e mi ricordo la prima cosa che mi aveva detto era: Alessio, non voglio fare ipnosi. No, è l'unica cosa che non voglio fare. Ovviamente non devi fare l'ipnosi per stare meglio. È solo un tool, è uno strumento. Tutto quello che vedete nel mio canale, che uso io nel mio lavoro, sono tutti strumenti. Il vero lavoro è la consapevolezza, è l'integrazione di queste informazioni. L'ipnosi la possiamo chiamare rilassamento, e quello non ti fa paura però. Le suggestioni che sono all'interno aiutano per entrare in un rilassamento, così che attraverso, diciamo, questa apertura di mente le suggestioni entrano come placebo che vanno a riprogrammare un po' il subconscio. Perché quello che stiamo vivendo in questa società è che siamo costantemente programmati dalla paura e dall'ansia di fare qualcosa di sbagliato, di non essere abbastanza nel mio lavoro, di non essere abbastanza nella mia vita con la mia famiglia, di non aver raggiunto niente, di avere un conflitto interiore perché ho un parente, un malato nella famiglia, non riesco a accudirlo, non riesco a avere la mia vita. Ci sono tanti conflitti qua. Quindi siamo ipnotizzati, vuoi o non vuoi, o dai nostri pensieri o dai pensieri che ci arrivano da fuori. E se quei pensieri ci arrivano da fuori, molto probabilmente ci arrivano da news, medici, medici Instagram, social media, amici che ci dicono tutte cose o placebo o nocivo. Tu quindi o sei comunque programmato e ipnotizzato dal punto di vista positivo o sei ipnotizzato dal punto di vista negativo. Decidi tu quale dei due vuoi scegliere, ma dirmi io non sono ipnotizzato mi sembra un po' strano, cioè tutti siamo ipnotizzati, anch'io sono ipnotizzato. Poi come vogliamo chiamarla questa cosa? Chiamiamola programmazione. Eh, sì, Freedom, allora ti ho risposto, spero di averti dato insomma genericamente quello che è la mia opinione su tutto ciò. Continua con la fisioterapia se vuoi vedi tu insomma se la cosa ti dà un supporto, non aspetterei più di 2 mesi, se già non te la sta dando c'è qualcos'altro a cui devi lavorare, l'aspetto sociale e psicologico. Ehm, ok, basta per adesso perché altrimenti facciamo tutto su un caso e quindi volevo dare altre informazioni. Quindi o vuoi o non vuoi sei ipnotizzato. L'ipnotizzamento non voglio fare di tutto un erbo un fascio, ma quello che io vedo nei pochi anni di vita che ancora ho, cioè che ho in questo momento, ho meno di 40 anni, ho 35 anni, ehm, che il sistema medico, vuoi o non vuoi, questo io lo vedo per mia esperienza, ci vuole malato, ci vogliono poveri, ci vogliono ignoranti e ci vogliono in ansia. Ora tu dirai, ma ci vogliono chi? Ok? Il sistema medico lavora su assicurazione e quindi chi deve fare i soldi li deve fare le associazioni grandi di farmaceutiche. Queste comandano, vuoi o non vuoi nella medicina convenzionale. E tu dirai, ma io vado con la mutua. Qualcuno la paga questa mutua. Quindi questa zona qui è fatta proprio per mantenerci leggermente meglio rispetto alla maggior parte della popolazione mondiale là fuori. Ovviamente tu dirai, ma se vai in Africa stanno ancora peggio, ok? Noi dovremmo stare molto meglio rispetto a tanti altri paesi, in realtà lo siamo, ma abbiamo tantissime malattie mentali, ansia, preoccupazione, problematiche croniche, che normalmente in una società sana questo non ci dovrebbe essere. Quindi malato, povero, ignorante e ansioso.
Andiamo a vedere da dove arrivano tutte queste programmazioni, capiamo insomma da dove partono tutte queste cose, se sono vere, se sono false. E io mi sono aperto molto gli occhi, uno quando mio padre ha avuto un tumore, io avevo 9-10 anni e ho visto come in realtà un fallimento della medicina medica, della medicina convenzionale, poteva rovinare veramente una persona. Ovviamente una persona come mio padre avrebbe dovuto prendersi la responsabilità di avere quelle informazioni, ma la maggior parte di noi non ha tempo a volte per informarsi, vuole fare il suo lavoro. Mio padre era un metalmeccanico, non aveva tempo di andare a casa a leggersi i suoi libri o voglia o tempo, quello che è, e informarsi su cosa bisognava fare. Si è fidato e quindi ha fatto le terapie, quelle convenzionali della medicina. Sì, è in vita ancora ad oggi, ma non è che ha una vita poi così brillante, ok? Rispetto a una persona che non aveva quella problematica di tumore al timo, se volete saperlo. Ho visto questo fallimento totale, io mi sono traumatizzato dal modo in cui la medicina stava curando un mio caro e lì ho fatto di tutto per dire io non voglio arrivare così. Ho iniziato a leggere, a straleggere, diciamo un sacco di libri a casa lì a Torino dove ho vissuto perché veramente volevo informarmi e poi ero scettico non sulle parole che mi diceva la medicina convenzionale, ma sulle parole che mi diceva la medicina convenzionale. Quindi, al contrario di molte altre persone, dicono, ma tutta questa cosa della psicosomatica non è che mi funziona molto bene, oppure campane tibetane, mantra, chissà che cosa, no? Roba tutta, diciamo, energetica, ma saranno tutte cazzate oppure funziona qualcosa? Io ve lo dico per esperienza personale, mi è cambiata la vita da dell'informazione, mi sono aperti gli occhi quando avevo 23 anni, quando ho visto che il mio dolore al collo era guarito attraverso delle informazioni, non delle manipolazioni, non dei bite, non dei collari rigidi. Ora anche lì potrei andare avanti per ore a dirvi tanti casi che ho visto sia su di me che su tanti altri pazienti. Eh, Ricordiamoci che sei programmato. Decidi tu come vuoi essere programmato. Vuoi essere programmato attraverso la paura o vuoi essere programmato attraverso la fiducia che puoi stare bene totalmente, senza bite, senza collari, senza integratori di 100.000, i multi-integratori. Cioè, quelle sono veramente, cioè, vi stanno veramente prendendo i soldi dal portafoglio così, non te ne stai rendendo conto. Il multi-integratore è una cosa incredibilmente che dovrebbe essere abolita nella vendita, perché in quel multi-integratore, che vedete la maggior parte, i multivitaminici sto parlando, i primi due sono forse quelli, se vedete la lista di quello che c'è dentro, lo 0,05% di ogni cosa che dovreste prendere, lo zinco, il magnesio, sì, quanto ce n'è in quello? Fa bisogno di quanto? Cioè, diciamocelo. E qual è la qualità di quella roba lì, del multivitaminico? Comunque, e poi non ci serve un multivitaminico per stare bene. Ora qui un altro topic. Comunque vi ho detto queste due cose, ok? Ipnosi, diagnosi, consigli su quel commento all'inizio. Voglio dirvene un altro adesso. Sono ispirato, tanto questa live verrà registrata. Tiziana Bogacci, se mi hai salvato la vita, grazie, fidatevi. Tiziana, grazie intanto, ma te la sei salvata tu la vita, ok? Io ho dato l'informazione, sei tu che attraverso quella tua consapevolezza hai trovato la medicina interiore, ok? Che è quella lì, la medicina interiore dentro di te. Quindi non sono io che ti ho salvato, ti ho forse aiutato. Buongiorno dottore, la seguo con molto interesse, vorrei fare una domanda, probabilmente sono off topic, ma lei sappia ci sono delle terapie per la stanchezza cronica per migliorare l'attenzione? No, non sei off topic, anzi, grazie per la domanda. La stanchezza cronica è un sintomo come il dolore cronico. Molte persone pensano siano due cose separate. Anche l'ansia cronica è un sintomo come il dolore cronico.
sono facce della stessa medaglia. Ci sono dei fattori psicologici e sociali che stanno creando energeticamente questo sbilanciamento e c'è tanta repressione, probabilmente tanto conflitto interiore. Prendi questa consapevolezza di quel conflitto che hai interiormente, di cos'è che ti sta ostacolando e portalo in consapevolezza. Questa stanchezza cronica è, se vogliamo, energia bloccata all'interno, cioè il tuo corpo, mettiamola dal punto di vista proprio ehm, medico, i tuoi mitocondri, che sono delle particelle dentro le cellule che creano energia, che si chiama ATP, questi organelli non hanno sufficienza energia per creare un fabbisogno in tutto il corpo. Perché? Perché il sistema immunitario, il sistema energetico, il sistema nervoso sta già lavorando tantissimo in quel conflitto interiore che abbiamo. Dobbiamo liberare questa energia, uno con la consapevolezza, sapendo che tu non sei malata. Ora, non voglio fare nuovamente una diagnosi, non sono un medico, non voglio fare la diagnosi qui, però se stanchezza cronica probabilmente ce l'hai più di 3-4 mesi e hai già fatto comunque diagnosi, analisi del sangue per vedere che comunque non è nulla di grave. Se non è nulla di grave, tra l'altro ti consiglio Alfa 79 di andare sul mio sito web venezianotherapy.com e fare l'autodiagnosi, anche se è stanchezza cronica, perché la stanchezza cronica molte volte è semplicemente un altro sintomo fratello dei dolori cronici. Ci sono tante cose che possono creare stanchezza cronica, sicuramente i fattori psicologici e sociali sono i primi, eh, però magari ci sono semplicemente dei sbilanciamenti a livello della dieta. Nota la dieta, una dieta anche povera, diciamo povera di zuccheri, alta di grassi buoni, potrebbe già migliorare la tua problematica, ma anche qui la dieta è un 20% della terapia, se vogliamo, del percorso. Migliora un po' la dieta, guarda un po' la dieta chetogenica, magari puoi iniziare a informarti su questa, provarla per 1, 2, 3 settimane, vedi come stai, elimina totalmente gli zuccheri, quelli raffinati. Per la stanchezza cronica, diciamo, questa è la prima cosa che potrei dirti. Il conflitto interiore ci potrebbe essere, nota a livello, diciamo, di ansia, a livello di sonno, come stai, molto probabilmente stai dormendo comunque anche male, che anche lì l'igiene del sonno è una terapia vera e propria. Qui dice dieta, sonno e l'aspetto emotivo, psicologico. Non sei malato, non sei malata, la maggior parte che soffre di stanchezza cronica non ha una problematica organica, ma un sistema nervoso che è costantemente con un acceleratore tirato giù, cioè ovviamente che sta accelerando, ma anche il freno. Quindi è tutto in realtà la stessa cosa che sto da sempre dicendo dal 2021 su questo canale. Quindi stanchezza cronica, dolore cronico, ansia, mal di testa, cefalea tensiva, attacchi di panico molte volte arrivano. A volte anche inconsapevolmente, ma all'interno il nostro subconscio sa molto bene cosa sta proteggendo. E probabilmente Alfa 79 ci sono delle cose che ci sono dei conflitti interiori anche inconsci che stanno ancora girando all'interno. Te lo dico perché, diciamo, ho seguito molte persone con stanchezza cronica, perché se si ha dolore cronico, la stanchezza cronica è fratello, è una sorella, cioè il dolore ti prende tantissime energie, più di quelle che ne pensiamo. Ecco perché tu dici non sto facendo nulla e sono anche stanco. Riprendi l'attività fisica, assolutamente, inizia anche con la stanchezza a muoverti. Idealmente muoviti anche solo blandamente con una camminata, perché ti crea energia, assolutamente. E ricordati, zero zuccheri, zero caffè, soprattutto se avete dolori cronici. Inizialmente i stimolanti non devono darvi una mano, cioè non vi danno una mano. Zuccheri, caffeina, l'unica cosa che posso dirvi forse il cacao cerimoniale vi dà una grande mano dal punto di vista energetico.
ok? Il cacao cerimoniale lì lo potete prendere sul sito della mia compagna, ovviamente diciamo sono di parte, date un'occhiata a herbalcacao.com con l'H. Ehm, Un'altra cosa che volevo dirvi prima che vado in chiusura, quando vuoi Alfa 79 la consultazione è per tutti. Ovviamente ci sono delle candidature prima di entrare in consulenza, non la do perché siete tantissimi ultimamente, non posso darla a tutti per una questione di tempi e di priorità. Però provate a candidarvi se avete bisogno di una consulenza un po' più approfondita. Quella ovviamente è gratuita, ma con l'idea che comunque volete fare un percorso più lungo con me, altrimenti non avrebbe senso, non avrei tempo per farla per tutti. Un'altra cosa volevo dirvi prima di chiudere, la mia ragazza, la mia compagna Sharon, ha subito con me nel 2022 un grave incidente stradale dove siamo stati tamponati a 180 all'ora, ci hanno tamponato da dietro, siamo vivi per miracolo, questo forse non l'ho mai detto insomma nei miei video, però era giusto per anche darvi delle informazioni ulteriori sul perché vi dico certe cose, molte volte io le ho provate su di me prima di dirvele, poi confermo con la scienza se la scienza lo può confermare, se la scienza non lo può confermare mi va bene anche l'esperienza singola di una persona, di una testimonianza, se vi fidate di quella persona, ovviamente. Perché vi dico di questa storia? Io ho subito un colpo di frusta, potete immaginarmi molto potente, ho perso coscienza, mi sono ritrovato con la macchina devastata, la mia ragazza quasi in fin di vita, ha avuto una sorta di frattura al C2, al C3, microfrattura, quasi toccava il midollo, quasi paralizzata, è andato tutto bene, ho chiesto gli aiuti insomma anche ai miei angeli custodi ed è andato tutto bene. Quella nottata è stata terribile, però è andato tutto bene. Questo per dirvi due cose. Uno, io non ho messo nessun collare e non ho preso nessun antidolorifico. Ovviamente tu direi, ma cavolo, non lo posso dire di fare, non lo dico di fare, non posso dire di fare questa cosa agli altri, ma io sapendo di tutto quello che sapevo quelle volte, mi hanno detto ok, ho pensato, io il collo lo muovo, mi hanno fatto la risonanza magnetica, tutto a posto, non c'era nulla di rotto. Mi hanno detto metti il collare e prendi questi antidolorifici. Perché? Perché dovrei prendere gli antidolorifici? Perché dovrei mettere il collare? È stato un trauma al mio collo, non c'è stato nulla di rotto, avevo un po' di sbandamento ovviamente, ma è andato bene. Mi sono curato bene, non ho sintomi post-traumatici al collo. Pensate che molto prima soffrivo di cervicalgia cronica. Tu dirai, pensa, questa persona ha sofferto di cervicalgia cronica per 5 anni, ha risolto proprio poco prima dell'incidente stradale, poi arriva un incidente stradale a 180 all'ora, bam, perdo coscienza e prendo un colpo di frusta al collo. Secondo te, ogni persona di fuori ti avrebbe detto questa persona avrà dolori per tutta la vita al collo, eppure non ho più avuto dolori al collo. Ho fatto un intervento, non manipolazione, ho fatto una sessione con l'osteopata quella volta, ovviamente non era un problema cronico, sono passate 2 settimane o 1 o 2 settimane dopo l'incidente, una sessione con l'osteopata, la mia consapevolezza che io ero tutto ok ed è passato totalmente, sapendo che comunque c'erano fattori psicologici e sociali legati anche al trauma dell'incidente che avrebbero potuto contrarre il collo. Tanta meditazione, tanto movimento, ovviamente tutte cose che molte volte dicono in questo canale. La mia ragazza invece ha avuto un verdetto molto più tragico di me, non troppo tragico perché è ancora in vita, sta bene, ma ieri siamo andati in mountain bike, eh, solitamente dopo sono passati molti anni, oramai 3 anni quasi, abbiamo fatto i primi giri in mountain bike. Le macchine dietro, ovviamente in strada qui in Sardegna non ci sono piste ciclabili, ovviamente ti arrivano da dietro le macchine. Le macchine da dietro arrivavano molto veloci molte volte,
Infatti ragazzi, se dovete sorpassare un ciclista, dategli spazio, non gli fate la rasetta, perché cioè, è incredibile quanto molte persone non capiscano che una bici in realtà ha bisogno di spazio, non gli puoi fare la rasetta così. Uno, perché uno, mi spavento anch'io, ma una persona che ha avuto un trauma di questo tipo, ma di altri tipi, con un sistema nervoso ipersensibile, quelle rasette che arrivano ogni volta da dietro fanno solo che portare in allerta ancora di più il sistema nervoso. E quindi dopo un po', dopo 10 minuti, 15 minuti, non aveva più forza per pedalare, anche se eravamo in piano, e, è scoppiata a piangere e non sapevo neanche il perché. Mal di schiena fortissimo, e le ho detto, guarda, è normale, ci sono tanti indizi qua, c'è tante previsioni che il sistema nervoso sta facendo. Ti sta venendo male alla schiena. Perché ti è venuto male alla schiena? Ti è venuto male alla schiena anche una settimana fa, l'altra domenica, e sto cercando insomma di farle capire, nonostante ci conosciamo da 5 anni che siamo assieme, sa nel mio lavoro, mi fa, ma Ale, io ho veramente male alla schiena, non è psicosomatico questo, lo sento veramente. E io stavo cercando di dirle, guarda che in realtà nella tua schiena in questo momento non c'è nulla, perché ti è passato l'altra volta e conosco la tua situazione, qua ci sono troppi fattori per dirmi che quella era una contrazione da panico, da paura. Questa contrazione da panico e da paura a lei è arrivata nella schiena bassa, ovviamente rigidità muscolare al collo, arriva molto spesso nella zona della cervicale, nella zona della lombare. Ora siamo andati fuori strada, cioè abbiamo preso una strada diciamo meno trafficata, abbiamo iniziato a respirare, consapevolezza che il mio corpo è ok, non sono rotto, non sono danneggiato, è tutto a posto, il mio sistema, il mio inconscio, il mio subconscio sta reprimendo molto, sta reprimendo perché è in conflitto su qualcosa che deve sistemare. Tutto in subconscio è creato da un trauma, da un incidente stradale molto prima, parliamo di 3 anni fa, e quindi piano piano è ritornato a riequilibrare, ok? Però c'è stata un'espressione di questa consapevolezza. Non è che io ho fatto un massaggio alla schiena o una manipolazione, ah no, stai ferma, non facciamo più nulla, torniamo a casa. No, piano piano, esposizione graduale alla paura, che è quella della macchina che ti passa da dietro, che ti fa la resetta, e piano piano il sistema ha iniziato a riprendere fiducia. Cioè, molte persone cosa fanno? Oh, ok, sento dolore alla schiena, no, non faccio più nulla, non faccio più nulla, per carità, torniamo a casa, mi irrigidisco, vado sul divano, non mi muovo. Anzi, fatemi un massaggio che ho male. Ehm, fatemi un massaggio che stavo leggendo i commenti. Fatemi un massaggio che ho male, datemi qualche antidolorifico. In realtà stiamo coprendo solo, dicendo al nostro subconscio, guarda che hai ragione tu, probabilmente forse sono rotto. Un sacco di pensieri nocibo. E morale della favola, siamo ritornati a casa con la bici insieme, non abbiamo fatto il giro molto lungo perché vuoi non vuoi, quella giornata tra l'altro aveva anche dormito male e, e quella giornata l'abbiamo chiusa così. Abbiamo fatto pochi chilometri, avrei voluto farne molti di più, va bene, torni a casa, ma torni a casa con la fiducia che il tuo corpo è ok, che sai da dove arrivano i sintomi, sai l'aspetto psicologico e sociale, sai soprattutto. Se io adesso vado da lei e vado da un fisiatra e vado da un fisioterapista qualsiasi, un qualsiasi medico, mi dice, vabbè, facciamoci un'altra risonanza, magari c'è qualcosa che non va a livello della lombare. Ma cosa non va a livello della lombare? Guardiamo un attimo la nostra storia medica, guardiamo cos'è che non va a livello, cioè quali sono gli aspetti di tutta la storia di quel paziente. Non è semplicemente una risonanza, mi la faccia vedere, si prenda 2 antidolorifici, forse se questa cosa non funziona vada dallo psichiatra che magari dà uno Xanax e gli dà il tiro dopo quello che è. Cioè mi fa incazzare sta cosa, non può essere così. Quindi l'informazione ragazzi, la vostra responsabilità è di prendere le informazioni e
integrarle su di voi e non chiedete conferme esteriori. Allora, avete l'informazione, non credete a me, provatela, non c'è nulla che potrebbe andare male, giusto? Perché sono informazioni. Provate e vedete come va. Se dopo una meditazione il tuo corpo sta meglio, non è placebo, ok? Non è placebo, è informazione, consapevolezza. Se la tua problematica dopo una visita fisiatrica sta peggio, è nocivo, è informazione anche questa, o malinformazione. Quante persone vanno con una problematica dal medico e o prima o dopo la visita i sintomi cambiano totalmente, o in alto o in basso. E questo vi fa capire quanto c'è all'interno lì, quant'è il fattore preponderante, qual è il fattore preponderante. Tempo fa un amico mi ha chiesto una consultazione, a un amico questo è altro, e mal di schiena anche lui, mi fa, Ale, c'ho mal di schiena da 2 mesi, e mi ha raccontato la storia, e gli ho detto, guarda, 2 mesi sono troppo pochi per pensare che sia, diciamo, psicosomatico. Non aveva tanti sintomi legati al dolore psicosomatico, e quindi gli ho detto, guarda, no, sta cosa passerà tranquillo, non c'è bisogno che ti fermi di andare vai in palestra, continua a muoverti, non pensare che devi stare fermo, perché lui alla mia età andava molto in palestra, ci stava male che non riusciva a andare in palestra. Ho detto vai in palestra, invece di alzare quello che alzavi prima di pesi, alzi il 60% in meno, 70% in meno e inizi così. Non è nulla, questa problematica molto probabilmente passerà normalmente da sola, perché l'80% delle persone avrà un episodio di dolori alla schiena cronici nella propria vita. Cronici vuol dire che ci dureranno un bel po' di mesi, passano da soli. Passano da soli e quando gli ho detto questa cosa, 2 giorni dopo ci siamo visti, era Ferragosto, e mi fa, ma sai Ale che dopo quella consultazione che mi hai fatto, in realtà sto meglio. E io ho detto, ho pensato, ma il tuo problema non era psicosomatico. In realtà c'erano dei fattori molto preponderanti anche lì, psicologici e sociali. Non era arrivato al terzo mese per essere considerato cronico, ma con le informazioni che le avevo date l'avevo tranquillizzato, gli ho detto guarda che non è nulla di grave, se vuoi, visto che sono 2 mesi, fatti una sessione di agopuntura, e fai della tecar, perché comunque poteva esserci della microinfiammazione. Sto parlando di problematiche sotto i 3 mesi, non è che adesso ovviamente tutti dicono, vabbè, allora mi faccio una tecar e un'agopuntura. No, no, stiamo parlando di una problematica molto giovane, molto, molto acuta sotto i 3 mesi. Comunque, ad ogni modo, adesso non so se avrà fatto l'agopuntura, ma sta meglio, è ritornato in palestra, sta facendo la sua vita, sa che ci potrebbero essere a questo punto delle problematiche, cioè dei fattori psicologici e sociali, e ok, non hai bisogno di altro. Mi sta arrivando tutto il sole in faccia adesso. È evidente che la medicina convenzionale ha molti limiti, i medici dovrebbero lavorare in sinergia con altri specialisti e non chiusi nelle loro singole competenze. Assolutamente, in realtà non stiamo parlando di medicina alternativa e di medicina convenzionale, perché la mia medicina oggi non è alternativa. Cioè, se io vado in università e studio il dolore cronico, viene studiato dal punto di vista psicosomatico e soprattutto ci sono dei master in Olanda, dopo i 4 anni di fisioterapia di laurea, si potrebbero fare altri 3 anni, se non sbaglio, di specializzazione in psicosomatica. Io l'ho fatta in Italia attraverso altri studi o negli Stati Uniti. Io l'ho fatta negli Stati Uniti perché sono i migliori in questo momento nel campo della psicosomatica. Sono i migliori e i peggiori nel tutto, ovviamente, gli statunitensi, però bisogna dire che comunque sono molto avanti in tante altre cose. E sono i peggiori in tante altre cose, sono quelli che spendono di più nella sanità. Però prendiamo il bene che c'è, il meglio che c'è in ogni nazione.
questa live sta diventando tanto lunga, ragazzi, però sono contento che vi ho detto queste cose. Niente, siamo in chiusura. Grazie veramente di cuore a chi mi sta ascoltando. Vi ricordo che le parole soltanto non servono se non mettete in pratica. Abbiate il coraggio di fidarvi del vostro corpo nuovamente, di parlare al vostro subconscio, parlare proprio come se fosse una persona. Parlateci. Sì, sembra che siete pazzi, che state parlando a una persona, che state parlando a voi stessi, ma fate finta che avete un bambino dentro di voi o una bambina e parlategli. E parlate anche un qualcosa esterno di voi, che io chiamo angeli, i miei angeli. Io conosco il mio angelo, ho avuto una relazione, diciamo, col mio angelo custode da quando ho 18 anni, magari ci faccio anche un video su questo, e non me ne vergogno più di dirlo, perché tempo fa diciamo, no, ma perché devi tirare fuori robe che sono un po' fuori dal contesto medico, fisioterapico, dolore cronico. In realtà mi aiutano tantissimo questi aspetti spirituali e spero che, diciamo, piano piano usciranno fuori, non dico spero, ma sicuramente usciranno fuori in questo canale. Grazie a voi, per adesso è tutto, buon inizio di settimana, ci vediamo questa sera, c'è un video in uscita, non so se nel pomeriggio o stasera, non mi ricordo, sul canale. Per adesso è tutto, grazie per essere stati qua, alla prossima, io voglio bene.